chiama Girolamo, ha 80 anni, viene da Mazara del Vallo, anche lui in cerca di una compagna, perché purtroppo è rimasto vedovo da 13 anni. Buonasera signor Girolamo. Buonasera. Allora, signor Girolamo, lei purtroppo è vedovo da circa 13 anni. Sì. Ed è in cerca della donna. Sì. In cerca di una compagna, dell'anima gemella. Sì. Lei praticamente in 13 anni non ha avuto nessuna compagna, è rimasto da solo. No. Ora giustamente non vuole passare il resto della sua vita in solitudine, perché la solitudine, lo sappiamo, è brutta. Sì, sì. E quindi stiamo cercando insomma una compagna giusta per lei. È giusto. A che genere di compagna siamo alla ricerca? Cioè mi dica, questa donna che età dovrebbe avere per lei? Lei ha 80 anni, non so, partiamo da una base di 65? Sì, sì. Dai 65 a salire va bene per lei? Va bene. Dai 65 a salire. Va bene. Che sia una donna, insomma... Che sa muovere, se non si muove... Certo. Lei giustamente qua... Non fare tanto per dire, per audio scorso, mi interessa a me... Sì, può essere discusso, va bene, tanto vedere. Ma se le interessa anche una mano d'aiuto qua in casa? È giusto, questo mi interessa a me, che sa, cucinare, perché tutte cose c'hai, quello che ci deve aspetta, dico, cose di casa. Certo. Lei, ascolti, lei è originario di Mazara del Vallo? Sì. Che lavoro faceva? Io ho fatto tanti lavori, in campagna, ho fatto bene roba, ho fatto uno di tutto, capito? Ma senti come è? Certo. La casa è sua dove sta, giusto? Sì. Per cui questa donna diciamo che dovrebbe passare il resto della vita con lei, non avrebbe problemi perché la casa una bella pensione ce l'ha, giusto? E quindi potete tirare avanti, non ha problemi. Ha pure la patente lei? Sì. E quindi c'ha pure la macchina, quindi guida. Nonostante l'età è un giovanotto. Per dire resta l'agnore. Sotto che sta così, ma si più muore. Che prima tanto per dire 50 anni era, ma che mi figlia hanno preso dopo 50 anni, mi poteva anche poco aiutare a dire, vieni poco da caccarone e poi mi sono niente e ci sta. Anche per lei stesso, una compagna, per lei stesso, passare la vita in compagnia non era lo stesso. Ci vuole robe, si mette, non sapeva cosa si va a mettere, fai e dici, questo è diverso. I miei figli sono più lavori, però se vede la sera. Certo. Amiche telespettatrici, sto parlando con donne che partono dai 65 in poi. Il signor Girolamo è di Mazara del Vallo, è vedovo da 13 anni, ha 80 anni e sta cercando una compagna, sta cercando l'anima gemella per passare il resto dei suoi giorni, il resto della sua vita. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare e conoscere personalmente non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo in sovraimpressione. Quello che state vedendo è il numero del signor Girolamo. Chiamate, risponderà direttamente lui e vi metterete d'accordo su come effettuare l'incontro. Il signor Girolamo è una persona per bene, una brava persona, è un pensionato, come ripeto ha 80 anni, non è di grande pretesa, l'importante insomma è avere una persona a fianco che lo accetti per com'è, lo voglia bene e soprattutto che condivida con lui il resto dei giorni che rimangono. Signor Girolamo, in questo momento ci sono le telespettatrici che la stanno guardando, quelle donne dai 65 in poi che stanno decidendo se telefonarle oppure no. Vuole lanciare un messaggio particolare guardando la telecamera? Dica qualsiasi cosa guardando la telecamera. Chiamatemi, che io vi aspetto. Sto parlando con donne che partono dai 65 in poi. Il signor Girolamo di Mazara del Vallo ha 80 anni, è pensionato ed è vedovo da 13 anni, va cercando una compagna che l'accompagni a passare il resto della sua vita. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare e conoscere personalmente non possono fare altro che comporre il numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Quello è il numero personale del signor Girolamo. Chiamate e lui vi risponderà personalmente. È una brava persona, non ha vizi particolari, si accontenta, non pretende chissà che cosa, lui va cercando solamente una compagna per il resto della sua vita. Ripeto, donne dai 65 in poi, non importa l'aspetto fisico, l'importante è che siete delle persone per bene, che avete il rispetto per il signor Girolamo e lo accettate per quello che è. Questo è tutto, per la rubrica di Cuori Solitari Alberto vi saluta, in compagnia naturalmente del signor Girolamo. Ciao ciao! Ciao!